Si è svolta stamani a Favara la festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, ampia la partecipazione studentesca. Arrivate ieri sera a Porto Empedocle le 5 salme morte durante una traversata, tra questi anche 4 bambini. A Licata la polizia arresta uno spacciatore in flagranza di reato, i carabinieri di Grotte ne arrestano 2 rumeni durante una rapina. Menfi designata città del vino per l'anno 2023. La Fortitudo Moncada impegnata domenica contro la squadra dell'Urania Milano. E benvenuti al nostro appuntamento di TV a Notizie. Festeggiata oggi a Favara la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. L'evento si è svolto presso il monumento ai caduti di Piazza Cavour, presenti le autorità civili e militari e religiose della provincia, ampia la partecipazione delle scuole di Favara. Ha seguito l'evento per TVA il collega Giuseppe Moscato. La città di Favara ospita oggi nella sua splendida piazza Cavour la manifestazione ufficiale provinciale per la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il prefetto, le massime autorità militari e civili della provincia, unitamente a una grande e folta rappresentanza di studenti, per ricordare ancora l'importanza dell'Unità Nazionale e il grande valore delle Forze Armate per la nostra Italia. È un momento di richiamo all'unità della nazione e di riconoscimento alle forze armate per il grande lavoro che svolgono al servizio del Paese, quindi unità nazionale e festa delle forze armate. Qui in questa comunità che, come vedete, ha risposto molto bene, la piazza è piena anche di ragazzi delle scuole. Ecco, questo è l'altro aspetto di questa giornata, il coinvolgimento degli studenti. Quindi celebriamo istituzioni e studenti insieme, una ricorrenza che non è solo simbolica, non è solo commemorativa, ma è un momento di riflessione dovuto, perché il nostro Paese ha bisogno di valori forti in cui riconoscersi. Per noi è un onore, abbiamo fatto la richiesta un po' di tempo fa, fortunatamente la nostra richiesta è stata accolta e con onore oggi ospitiamo questa ricorrenza, questa festa importante che ricorda anche il sacrificio che le nostre forze armate hanno fatto nelle 2 guerre ma anche nel dopoguerra per mantenere la pace in giro per il mondo. Il monumento ai caduti dimostra proprio che anche Favara ha dato il suo contributo. Ma lo abbiamo sempre detto, sia nella prima che nella seconda guerra mondiale e soprattutto anche nella guerra di liberazione, i favaresi hanno dato un contributo enorme alla crescita di questa nazione. Noi lo ricordiamo, l'abbiamo ricordato a maggio con il centenario del monumento dei caduti, lo rinnoviamo oggi con la presenza delle più alte cariche militari e civili della nostra nazione qua presenti oggi. Che cosa vuol dire per Favara avere qui tutta la maggiore rappresentanza militare e civile della provincia? È un fatto importante perché, come diciamo sempre, la presenza dello Stato ci può aiutare a garantire quel presidio di legalità che serve e serve soprattutto a dimostrarlo ai giovani per dare degli esempi importanti.
La di Favara è avvenuta di concerto con la prefettura, è stata una scelta importante perché vogliamo lanciare un messaggio di vicinanza alla popolazione. Le istituzioni e la cittadinanza sono molto vicine in questo momento. Da un lato celebrano insieme la giornata delle forze armate e quindi ringraziano coloro i quali si adoperano per portare la pace nel mondo, e gli italiani sono stati tra i principali artefici di tante attività, azioni di pacificazione a livello internazionale. Ma dall'altro lato celebriamo anche le forze di sicurezza, le forze di polizia, coloro i quali tutti i giorni si impegnano per le nostre strade per garantire sicurezza ai nostri giovani. E sono i giovani da cui vogliamo partire, i giovani che vedete numerosi presenti in questa piazza, i giovani che rappresentano il nostro futuro, coloro i quali sono la rinascita di questo Paese, sono coloro i quali su cui dobbiamo investire e dobbiamo necessariamente porre maggiore attenzione in modo tale da garantirgli un futuro migliore. E intanto stamani la celebrazione ufficiale avvenuta a Favara è stata preceduta alle ore 9 dalla deposizione di una corona da parte del sindaco di Agrigento e del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Vittorio Stingo presso il monumento dedicato ai caduti sito a Villa Bonfiglio ad Agrigento. Comandante, la festa ufficiale si terrà a Favara, ma oggi qui a Villa Bonfiglio la deposizione della corona di alloro, oggi festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate. Quanto è importante anche il vostro ruolo all'interno della sicurezza della strada, di tutto? Un momento di riflessione importante è quello che facciamo oggi, non soltanto perché è la festa delle Forze Armate, ma soprattutto perché è la giornata dell'Unità Nazionale. Le Forze Armate, ma anche le Forze di Polizia, sono quelle che proteggono il nostro Paese, lo proteggono seguendo i dettami della nostra Costituzione, lo proteggono per rendere le nostre città più vivibili e più sicure. È un momento in cui le cittadinanze apprezzano il nostro operato e particolare il gesto del sindaco di Agrigento che, nonostante le celebrazioni ufficiali della provincia avvengano a Favara, ha inteso comunque deporre nel capoluogo al monumento ai caduti una corona a memoria di tutti coloro i quali hanno donato la loro vita, l'estremo sacrificio, proprio per proteggere il nostro Paese. Sindaco, lei ha voluto oggi onorare i caduti, la giornata dell'Unità Nazionale, anteponendo alla festa nazionale anche Agrigento con la deposizione della corona. La manifestazione ufficiale è a Favara, ma lei ha voluto fortemente dare questo segnale alla città. Sì, oggi è il 4 novembre, non poteva passare inosservato anche qui per Agrigento. È vero che la manifestazione ufficiale è a Favara, però concordato anche con il colonnello provinciale Carabinieri Stingo, abbiamo voluto fortemente anche dare un segnale alla nostra città. Oggi è un giorno importante, non tanto perché è la festa delle Forze Armate e dell'Unità Italiana, ma perché si rappresenta il sacrificio di tantissimi ragazzi italiani patrioti che durante la Prima Guerra Mondiale persero la loro vita proprio in onore della loro patria. E intanto vi proponiamo un servizio di epoca sulle origini della festa odierna. Il 20 giugno del 21 il ministro Rodinò presenta un disegno di legge che impegna lo Stato a rendere gli onori più solenni alla salma di un soldato senza nome. Poi, ad agosto, si nomina una commissione che ha il compito di rintracciare caduti ignoti in tutti i posti dove si era combattuto fino a 3 anni prima. Al termine delle operazioni di raccolta vengono selezionate 11 salme che sono prima composte a Gorizia, in bare di legno grezzo, tutte uguali una all'altra, e trasferite poi, il 27 ottobre, nella Basilica di Aquileia. A indicare quale di quegli 11 corpi avrebbe rappresentato il sacrificio di tutti i caduti, viene chiamata una donna di Trieste. Dalle carte risulta che il suo nome è Maria Bergamas e che suo figlio Antonio, di leva nell'esercito austriaco, aveva disertato per andare a combattere con gli italiani. Risultava poi disperso in battaglia sul Monte Cimone. Il giorno dopo, la donna entra nell'antica basilica, mentre all'esterno attende una folla silenziosa e commossa. Sfila lentamente davanti alle 11 bare allineate nella navata centrale. Si ferma davanti ad una, con decisione, senza parlare.
Dopo il gesto di Maria Bergamas, la bara viene collocata sull'affusto di un cannone che è ancora conservato nel Museo del Risorgimento di Roma. Un corteo di reduci, di madri e mogli di caduti giunti da tutto il Veneto la segue fino alla stazione ferroviaria di Aquileia, dove è posta su un vagone. Il treno si muove. Viaggerà lentamente per 4 giorni sulla linea Aquileia, Venezia, Bologna, Firenze, Roma. 800 chilometri tra 2 ali di gente. È uno spettacolo straordinario e soprattutto spontaneo, espresso da persone di tutti i ceti sociali che partecipano ognuno a proprio modo, in ginocchio, in silenzio, con l'espressione del dolore. Sventolando vessilli e bandiere italiane, oppure lanciando fiori, montagne di fiori. Il pomeriggio del 3 novembre il treno entra nella stazione Termini, a Roma. Sui marciapiedi lo attendono decine di bandiere, tutte le cariche dello Stato, diplomatici, ufficiali, militari e tanta gente comune. È mattina e a Piazza Venezia cominciano ad arrivare i primi reparti del Regio Esercito. Tra poco il grande quadrato davanti al monumento sarà gremito. Il cielo sta diventando cupo, come per preparare la scenografia dell'ultimo atto. Le persone arrivano a migliaia e tra loro reduci e decorati. Uomini piccoli di statura, con le loro medaglie, con i volti scavati. Sono contadini e operai che conoscono da sempre la fatica e il sacrificio. Sono quella generazione di fine Ottocento che è riuscita a battere sul campo uno degli eserciti più forti del mondo. Il soldato ignoto sta per arrivare. Lo prendono sulle spalle 6 combattenti decorati con medaglie d'oro. Tra loro c'è anche Luigi Rizzo, siciliano, di Milazzo, l'affondatore della corazzata Santo Stefano. Ancora la lunga scalinata e la bara giunge finalmente alla sua sepoltura. Nel sacello ricavato sotto la statua della Dea Roma, sul quale è incisa la semplice scritta latina Ignoto militi, al milite ignoto. Il posto che d'ora in poi si chiamerà l'Altare della Patria. È un altare molto particolare, di fronte al quale basta provare solo affetto e magari avere voglia di portare un fiore. E sulla festa dell'Unità d'Italia interviene oggi Giancarlo Granata nella sua qualità di responsabile provinciale del Dipartimento Sicurezza e Legalità e Immigrazione del Partito Fratelli d'Italia, affermando come in occasione della ricorrenza della festa delle Forze Armate desidero esprimere i sentimenti di riconoscenza nei riguardi delle nostre Forze Armate. Le nostre Forze Armate, continua l'onorevole Giancarlo Granata, rappresentano da sempre un presidio indissolubile per la sicurezza della nostra nazione a difesa della pace nello svolgimento delle missioni internazionali. Un pensiero di gratitudine va rivolto, continua Giancarlo Granata, a quanti figli della nostra terra agrigentina hanno durante le guerre mondiali sacrificato la propria vita per difendere la nostra patria e la nostra libertà. Ritengo, conclude Giancarlo Granata, che queste giornate sono importanti anche da un punto di vista valoriale affinché siano da monito e da sprone per le nuove generazioni. E sono arrivate ieri sera a Porto Empedocle con la nave di linea le 5 salme, tra queste 4 bari bianche con i corpicini dei piccoli che hanno perso la vita morti per ipotermia durante la traversata. Si tratta di 2 gemelline di 20 giorni e 2 bambini di 2 anni, Alina e Mael, uccisi dall'incendio divampato sul barchino con la quale cercavano di raggiungere la Sicilia, presenti anche i genitori. Le salme saranno accolte nei cimiteri di Raffadali, Favara e Ioppolo Giancaxio, presenti anche i sindaci Cuffaro, Portella e Palumbo e quello di Porto Empedocle, Martello, il
Cocciufa. Quindi lo svolgimento del rito misto religioso e musulmano alla presenza del vicario del vescovo Don Giuseppe Cumbo, dell'imam Arbarché Azedin, presidente dell'Associazione Islamica Oltremare. Continuano inesorabilmente gli sbarchi nell'isola di Lampedusa con l'arrivo di altri migranti e l'hotspot di Contrada Imbriacola conta oggi 1400 ospiti. Solamente nella giornata di ieri sono arrivati in 251 in 7 sbarchi diversi, 110 dei quali saranno trasferiti in altre sedi. Mentre è continuato fino ad oggi lo strazio a Porto Empedocle durante l'arrivo delle 4 bare bianche dei piccoli migranti morti nei giorni scorsi. Momenti terribili di dolore all'arrivo delle 4 bare bianche, delle gemelline di 20 giorni morte per ipotermia durante la traversata e dei bambini di 2 anni e 10 mesi uccisi dall'incendio divampato sul barchino durante la traversata. Presenti a questa ulteriore tragedia sulla banchina di Porto Empedocle, fra le lacrime dei genitori e dei presenti sindaci di Agrigento, Porto Empedocle, Favara e Oppolo Giancazio, che hanno deposto dei mazzi di fiori, presente anche il prefetto Maria Rita Cocciufa, tutti in silenzio hanno pregato per le vittime di quella che è una catena infinita. È da marzo che abbiamo numeri stratosferici di arrivi, non ci possiamo consentire mai di abbassare la guardia, è un fenomeno che va governato e i flussi, complici le condizioni del mare, proseguono anche in questo periodo dell'anno con numeri molto più alti rispetto agli anni precedenti. Abbiamo al momento 1500 persone all'hotspot di Lampedusa e si tratta di nuclei familiari, minori e bambini. Sono scene queste che vorremmo non vedere, ma purtroppo si ripetono qui. Abbiamo avuto in queste ultime settimane veramente questi episodi terribili, tanti morti veramente innocenti e quindi il nostro dovere è sempre quello anche di dare a queste persone, piccole e grandi che siano, una degna sepoltura, perché prima di tutto viene la dignità e la pietà. Ecco, non dobbiamo smettere di avere un sentimento di pietà. I vivi vanno accolti, bisogna accoglierli, i morti vanno accompagnati alla loro ultima dimora con quello che noi, con tutto quello che noi riserviamo ai nostri cari. Quindi. Purtroppo sono scene che si vedono. Dicevamo proprio con l'imam che speriamo possa essere l'ultima di queste. L'ultima esperienza, insomma, come questa, ma purtroppo ci rendiamo conto che una situazione che viene definita emergenza ormai dura da troppo tempo. E quello che colpisce in particolare oggi, così come in altre occasioni purtroppo, è che a pagarne il prezzo sono sempre comunque le persone innocenti e in questo caso anche dei bambini. Quindi abbiamo condiviso, nell'accogliere anche queste salme, abbiamo condiviso la preghiera con la comunità musulmana, con la comunità civile, con l'auspicio veramente che possa essere veramente l'ultima volta e di poter comunque inaugurare una stagione che possa essere comunque quanto più equilibrata dal punto di vista, insomma, dell'accoglienza e anche del rispetto dell'uomo. Lei porta il saluto di Don Damiano che, ricordiamolo, è all'Inosa. Sì, ho portato il saluto qui alle autorità presenti e del Vescovo Alessandro, che si è unito a noi spiritualmente da Lampedusa. Ieri ha celebrato la commemorazione dei fedeli defunti a Linosa e oggi si è spostato a Lampedusa. Luoghi che sono strettamente collegati e connessi con il triste evento che comunque oggi stiamo celebrando nell'accogliere questi nostri fratelli. È un momento pieno di tristezza, adesso soprattutto che le vittime sono dei bambini, è stata una fine molto brutta. Noi cerchiamo e preghiamo in tutti i sensi che non succeda e non capita mai più, ma purtroppo si ripetono queste scene. Ringraziamo le autorità, tutte le rappresentanti religiose della Chiesa Cattolica, dell'imam della moschea per questo momento, per la preghiera. Speriamo e ci auguriamo che non capita mai più. Vuoi aggiungere qualcosa? Come... Speriamo di questa l'ultima volta, speriamo. Come reagisce la comunità agrigentina a cui tu dirigi? Grazie prima di Italia, grazie polizia, grazie a tutti, grazie. Non posso dire niente per questo. Purtroppo a Porto Empedocle
si rivedono queste scene in continuazione. Speriamo di non rivederle. Purtroppo il Mar Mediterraneo, che un tempo era la culla della civiltà e degli incontri commerciali, oggi è diventato un cimitero. E purtroppo queste situazioni che abbiamo vissuto oggi e che purtroppo spero non si verificano più, ma siamo consapevoli che purtroppo la gente che va via dal Nord Africa e viene verso l'Europa con grandi aspettative trova purtroppo un Mediterraneo che ormai è diventato un cimitero, come ho detto. È una grande tristezza, una grande tragedia, e quello di oggi ci dimostra come purtroppo siamo impotenti a questi eventi e non ci resta soltanto che essere vicini alle famiglie, alla comunità e a coloro che sono volati in cielo. E un funzionario della Protezione Civile regionale siciliana avrebbe ottenuto i soldi da un imprenditore al fine di velocizzare i pagamenti di lavori eseguiti. Sulla sua scrivania sarebbero stati posati 3 pacchetti, probabilmente soldi, presentati alla consegna come caramelle. Il servizio. Un funzionario della Protezione Civile regionale siciliana avrebbe ottenuto soldi da un imprenditore per velocizzare i pagamenti di lavori eseguiti. Sulla sua scrivania sarebbero stati posati 3 pacchetti, probabilmente soldi, presentati alla consegna come caramelle. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno così eseguito un'ordinanza ai domiciliari per corruzione emessa dal GIP sia nei confronti del funzionario regionale che dell'imprenditore accusati di corruzione. Le indagini condotte dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria avrebbero fatto emergere che il funzionario addetto alle procedure di liquidazione in cambio di denaro si sarebbe adoperato per velocizzare i controlli di propria competenza e sollecitare i propri colleghi a svolgere prontamente i loro adempimenti affinché venissero pagati in tempi brevi fatture per circa 130.000 euro. L'imprenditore sarebbe stato il referente di 2 società del Messinese nel settore edile che hanno eseguito lavori di pubblico interesse commissionati dai comuni delle province di Caltanissetta e Messina. I 2, secondo la tesi dell'accusa, si sarebbero incontrati nell'ufficio alla Protezione Civile e qui contesta la Procura di Palermo sarebbe avvenuta la consegna dei soldi quale pagamento dei servizi ottenuti dall'imprenditore. Agli arresti domiciliari indagati per corruzione sono finiti Luigi De Luca, di anni 63, funzionario del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, e Sebastiano Grillo, di anni 69, un imprenditore referente delle nuove società Tecnopolis SRL e Grillo Infrastrutture SRL. La consegna dei pacchetti di caramelle da parte dell'imprenditore è stata ripresa dalle telecamere nascoste dalla Guardia di Finanza nell'ufficio regionale, e sul funzionario della Protezione Civile arrestato interviene il presidente della Regione Schifani, affermando come esprimo il mio massimo apprezzamento per l'inchiesta della magistratura sul presunto episodio di corruzione che sta interessando la Protezione Civile regionale, auspicando che si faccia luce il prima possibile su quanto accaduto. E a Licata la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato TM, pregiudicato licatese del 1976, resosi responsabile del reato di resistenza a lesioni a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, delitto aggravato dalla non modica quantità e dalla modalità di presentazione. Il servizio. A Licata la Polizia di Stato ha tratto un arresto nella fragranza del reato, le iniziali TM, pregiudicato licatese del 1976, resosi responsabile del reato di resistenza a lesioni a pubblico ufficiale e detenzione dei fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In particolare nel tardo pomeriggio il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata, in servizio di controllo del territorio a seguito di una segnalazione, interveniva presso un distributore di carburanti ove poco prima 2 persone col volto travisato e a bordo di una motocicletta avevano tentato una rapina a mano armata. Dalla visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza installato nella stazione di servizio, la polizia notava l'estrema somiglianza di uno dei 2 rapinatori con l'odierno arrestato, un noto pregiudicato in atto sottoposto alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con la prescrizione
di permanere a casa nelle ore serali e notturne. Quindi, al fine di rintracciare gli elementi di prova finalizzati ad accertare le responsabilità penali in ordine al delitto avvenuto poco prima al personale della sezione volanti delicata, con l'ausilio dei poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro si recavano presso l'abitazione del pregiudicato, effettuando una puntigliosa perquisizione. Nel corso dell'esecuzione, l'odierno arrestato, dirigendosi velocemente verso il bagno della sua casa, cercava di barricarsi al suo interno nel tentativo di disfarsi di un involucro di plastica che lo stesso nascondeva nelle parti intime, gettandolo all'interno del bagno e cercando di scaricare lo sciacquone. Detta operazione, peraltro compiuta con elevata violenza sugli agenti di polizia che riportavano contusioni, non veniva portata a compimento grazie al tempestivo intervento dei poliziotti che riuscivano così a bloccare il soggetto e a recuperare il citato involucro che al suo interno conteneva diverse palline in celofan trasparente termosaldate di sostanze stupefacenti del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 166 grammi. Le ulteriori ricerche estese nell'abitazione dell'arrestato permettevano altresì di rinvenire occultate un bilancino di precisione e vari oggetti verosimilmente usati per il convenzionamento delle dosi ritenute destinate allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché banconote di diverso taglio per un totale di circa 2.000 euro. Denaro probabilmente riconducibile ai proventi dell'attività illecita di spaccio. Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche indumenti compatibili con quelli indossati da uno dei due delinquenti che avevano effettuato il tentativo di rapina. Al termine degli adempimenti di rito, come disposto dal pubblico ministero della Procura della Repubblica che ha coordinato le attività, l'odierno arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Agrigento per restarci sottoposto a disposizione dell'autorità giudiziaria alla misura della detenzione carceraria in attesa della prevista convalida. È una brillante operazione stata svolta dai carabinieri a Grotte, fermati 2 rumeni residenti a Canicattì mentre facevano una rapina in casa di 2 anziani. La notte del 3 novembre 2 cittadini rumeni residenti a Canicattì dalle iniziali MG ed NE, rispettivamente di 37 e 31 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della sezione di Grotte che li hanno fermati in flagranza mentre svaligiavano un appartamento. È accaduto verso la mezzanotte quando la pattuglia della stazione di Grotte, transitando nel centro abitato, ha notato una finestra aperta di un'abitazione al primo piano. I militari dell'Arma si sono insospettiti subito e hanno deciso così di ispezionare il luogo, scorgendo all'interno una sagoma che sembrava intenta a rovistare. I militari, con l'ausilio della pattuglia dell'aliquota radiomobile della compagnia di Canicattì, giunti immediatamente sul posto, hanno fatto irruzione, sorprendendo così i 2 rumeni risultati braccianti agricoli pregiudicati, i quali, dopo aver messo a soqquadro l'abitazione, avevano già imbustato numerosi oggetti domestici ed effetti personali pronti a essere trafugati. È stata quindi grande la sorpresa dei padroni di casa, coniugi pensionati, che avevano trascorso fuori la serata, quando, rincasando, hanno trovato la porta aperta e i militari che avevano appena ammanettato i 2 uomini. I predetti rumeni venivano quindi successivamente condotti in caserma dopo le formalità di rito, posti agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento in attesa dell'udienza di convalida, nel corso del quale ieri pomeriggio gli arrestati venivano convalidati e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il successivo giudizio di merito servirà a vagliare le responsabilità dei 2 soggetti, i quali non ancora sono stati definitivamente accertate. E la città di Menfi è stata nominata città del vino per l'anno 2023, lo ha deciso la stessa associazione che ha esaminato il dossier delle candidature dei comuni di Montespertoli in provincia di Firenze e di Canelli in provincia di Asti, e la stessa Menfi è stata scelta. La città di Menfi è stata nominata città del vino per l'anno 2023, lo ha deciso la stessa associazione che ha esaminato il dossier delle candidature dei comuni di Montespertoli in provincia di Firenze e di Canelli in provincia di Asti. Menfi succede così a Duino Aurisinia in provincia di Trieste. Il passaggio delle consegne avverrà presso il comune di Giuliano nel corso dell'Assemblea Nazionale che si terrà il prossimo 20 novembre al Cerno Congressi di Sitriana, nell'ambito della convention di autunno delle città del vino.
Intanto sulle notizie arriva il commento del WWF diretto dall'architetto Giuseppe Mazzotta, che afferma come ci sentiamo molto orgogliosi di essere stati presi a modello in occasione della presentazione pubblica di Menfi Città del Vino 2023. È stato dato particolare rilievo al progetto Tartaruga del WWF, che qualifica il territorio menfitano nella sua specificità naturalistica, riuscendo a conquistare l'obiettivo delle bandiere blu anche quest'anno. Un vino prodotto dai vigneti che affondano le radici nella stessa sabbia dove le mamme tartarughe affidano i loro piccoli alla comunità. Sabbia sulla quale matura la vita con le tartarughine che da sotto la sabbia escono dalle uova chiuse e affrontano il futuro lanciandosi nel mare cristallino che benevolmente le accoglie ogni anno, assistite dall'amore che solo i volontari del WWF sanno offrire alla natura. La natura che ci regala ovviamente dei vini preziosi che sanno di mare e di amore. Il WWF ringrazia Menfi e la comunità belicina con Santa Margherita, Montevago, Sambuca di Sicilia, Salapaluta e Contessa Entellina e i suoi cittadini che, confermando l'attitudine al fare, ci ha riservato un ruolo di testimonianza e custodia di un bene chiamato bellezza. Solo la bellezza ovviamente potrà vincere, non è una speranza ma una certezza, afferma Giuseppe Mazzotta del WWF di Sciacca. E ora linea alla regia per la pubblicità. Al via stamani a Messina le esercitazioni sui rischi sismico e maremoto simulate nella città dello Stretto e nella vicina Reggio Calabria, iniziativa voluta dalla Protezione Civile per testare una risposta operativa a un evento sismico in un'area di elevata pericolosità. Il servizio. Inizia oggi e proseguirà fino a domenica 6 l'esercitazione nazionale Sisma dello Stretto 2022. Lo scenario operativo vedrà la simulazione di un terremoto di magnitudo 6 con un significativo livello di impatto su abitazioni e popolazione, capace inoltre di innescare effetti ambientali come frane, liquefazioni e fenomeni di maremoto. Lo scenario simulato del maremoto sarà inoltre l'occasione per un ulteriore test di Heat Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico per l'informazione della popolazione, in fase di sperimentazione, che diramerà un messaggio ai cellulari presenti nell'area dei comuni costieri delle province di Reggio Calabria e Messina, coinvolgendo potenzialmente circa 500.000 abitanti. L'obiettivo è testare l'attuazione del modello di intervento nazionale per il soccorso sul rischio sismico attraverso l'attivazione dei centri di coordinamento, la realizzazione di working area per attività di soccorso tecnico urgente e sanitario, l'allestimento di aree di accoglienza per la popolazione, l'impiego delle colonne mobili e le attività di valutazione e di agibilità post-evento sismico, mentre saranno coinvolte le popolazioni di 19 comuni del Messinese. L'iniziativa è organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni Calabria e Siciliana, le prefetture di Reggio Calabria e di Messina, in collaborazione con le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, il capo della Protezione Civile regionale Salvatore Cocina ha fornito i numeri dell'operazione. Solo per dire che dell'importanza di questa esercitazione, l'imponente macchina organizzativa coordinata dal Dipartimento Nazionale, a cui la Regione Sicilia sta dando il massimo contributo, anzi come Curcio sa, stiamo cogliendo l'occasione per mobilitare l'intero sistema regionale di protezione civile, così come il Presidente. La prevenzione è una cosa seria che si fa in tempo di pace, dobbiamo fare ora perché possiamo essere preparati in tempo di guerra. Stiamo mobilitando una macchina di 2.500 volontari, 11 colonne mobili che si sposteranno da 11 siti della Sicilia e delle 9 province, 500 tra funzionari comunali, regionali che parteciperanno all'esercitazione. La Regione schiererà appunto tutto il suo apparato di protezione civile e metterà alla prova appunto il suo sistema, organizzando oltre alle 11 colonne mobili 8 campi, 8 aree di allenamento e assistenza alla popolazione in 8 paesi del Messinese.
E buone notizie per le famiglie, dovrebbero infatti abbassare la bolletta del gas di circa il 13% rispetto al terzo trimestre del 2022, a comunicarlo è l'ARERA, Autorità dell'Energia, nel suo bollettino trimestrale, il servizio di Lello Casesa. Dovrebbe abbassare la bolletta del gas per le famiglie in regime di mercato tutelato. Sarà prevista una riduzione del 13% circa rispetto al terzo trimestre del 2022. Lo scrive in una nota stampa l'ARERA, l'agenzia pubblica che fissa le tariffe dell'energia. In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio, il prezzo del gas per i clienti ancora in tutela viene aggiornato mensilmente e non più ogni trimestre. La spesa gas per la famiglia tipo nell'anno in corso è di circa 1.700 €, più 67% rispetto ai 12 mesi precedenti. Ma Stefano Besseghini, presidente dell'agenzia, invita a non abbassare la guardia, facendo sempre attenzione al risparmio e all'efficienza energetica. Il costo del gas, dice, per ottobre registra un calo rispetto al trimestre precedente, ma le percentuali non devono trarre in inganno. I valori rimangono molto alti rispetto al passato e se è vero che hanno avuto un impatto modesto per le famiglie nel periodo estivo, determineranno bollette più impegnative con il crescere del consumo della stagione invernale, con prezzi che sono previsti in risalita per la maggior parte domanda dei mesi freddi. Secondo ARERA, dunque, ci sarà un aumento dei costi del gas a novembre e dicembre. È opportuno ricordare che nel decreto aiuti bis fino alla fine dell'anno è confermato il potenziamento del bonus sociale per il gas, rivolto alle famiglie con un livello di 6 fino a 12.000 €, soglia che sale a 20.000 per le famiglie numerose. I bonus sono erogati direttamente in bolletta a tutte le famiglie aventi diritto, a condizione che abbiano richiesto un ISEE per l'anno 2022. Ma il presidente nazionale del Codacons, Rienzi, non è d'accordo e spiega che le nuove tariffe del gas disposte da ARERA per il mese di ottobre evitano una ulteriore stangata per le famiglie, ma l'Italia non è ancora al riparo dell'emergenza energia e nei prossimi mesi i prezzi potrebbero impennarsi. Bene, passiamo alle notizie sportive. Dopo 6 giornate arrivano le prime prove di maturità per la Fortitudo Moncada Agrigento, che reduce da 3 vittorie di fila ospiterà domenica l'Urania Milano, allenata da Davide Villa. Anche se ancora è molto presto, si potrà parlare di uno scontro diretto, in quanto sia la Fortitudo Moncada Agrigento che Milano hanno gli stessi punti ed entrambe vengono da 3 vittorie consecutive che hanno dato motivazioni maggiore e consapevolezza dei propri mezzi a entrambe le squadre. Milano ha maturato le 2 sconfitte con Cantù e Latina, mentre Agrigento è caduta all'esordio con il Trapani e successivamente con la Vanoli al Palamoncada. Domenica dunque si prospetterà una partita ricca di emozioni con un gioco offensivo dove la difesa del coach Cagnardi verrà messa a dura prova. E chiudiamo il nostro telegiornale con una notizia: sabato 5 e domenica 6 il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal professor Francesco Pira, svolgerà il service benessere e salute presso il centro commerciale Città dei Templi. L'evento prevede 2 giornate di sedute gratuite di osteopatia, shiatsu, fisioterapia e riabilitazione, oltre a uno spazio benessere dedicato ai bambini con diversi laboratori creativi. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi diamo appuntamento a domani. Grazie e una buona serata.